Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Ma l'aeroporto di Catania aprirà ad agosto? L'aeroporto di Catania è chiuso da 15 giorni malgrado i continui annunci sulla riapertura e la situazione appare complicata. Se davvero emergesse che non è stata colpa di una stampante, ma come oggi sembra suggerire la Sicilia, di un cortocircuito di cavi sotterranei e soprattutto se la diffusione del fumo e dell'incendio venissero attribuiti anche a problemi strutturali legati all'uso di materiali non adeguati, nonché a guasti ed errori nella gestione delle emergenze, allora le autorità preposte potrebbero essere costrette a ritardare la riapertura. Garantire agibilità e prevenzione incendi non sarà semplice e una lunga chiusura sarebbe davvero un dramma per la Sicilia. Scadenze fiscali, probabile proroga. L'ipotesi di proroga delle scadenze fiscali nei territori colpiti dalle calamità naturali, essenzialmente Sicilia e Lombardia, è ormai divenuta molto concreta. Pare che il governo nazionale abbia già assunto la decisione che nei giorni scorsi aveva ipotizzato. Sollecitazioni in tal senso erano arrivate dai parlamentari di Fratelli d'Italia e dal presidente Schifani. Nel 2024 via i lavori del ponte sullo Stretto. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina SpA, Pietro Sciucci, nel corso di un'intervista su Live Sicilia, ha confermato che obiettivo è approvare il progetto esecutivo del ponte sullo Stretto entro il mese di luglio 2024, con immediato avvio dei lavori. Sono convinto che sia la volta buona, ha detto Sciucci. Mutui casa più cari in Sicilia e in Sardegna. Comprare casa costa di più in Sicilia rispetto al resto d'Italia. Nelle isole infatti la media dei tassi di interesse è del 4,23% contro il 4,18% del sud, il 4,16% del centro, il 4,09% del nord-ovest e il 3,99% del nord-est. Ancora 2 Italie. Il dato emerge da un'analisi della Fabi, sindacato dei lavoratori bancari. I tassi di interesse medi nelle isole solo pochi mesi prima, nel dicembre 2021, erano dell'1,75%. Forestali, Schifani chiede aiuto a Tajani. Incontro sull'emergenza incendi del presidente della regione Renato Schifani con il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, in questi giorni in visita in Sicilia. Subito dopo i due, accompagnati dall'assessora all'ambiente Elena Pagana, si sono recati alla sala operativa del Corpo Forestale. Il presidente Schifani e l'assessora Pagana hanno chiesto al ministro Tajani di farsi portavoce presso il governo nazionale per consentire nuove assunzioni presso il Corpo Forestale siciliano, che conta solo 450 uomini a fronte di una pianta organica di 1200. Ordinanza antidiossina del sindaco di Palermo. La presenza di diossina in un'area di 4 km quadrati riscontrata dall'ARPA a seguito dell'incendio nella discarica di Bellolampo dei giorni scorsi è stata presa molto sul serio dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha emesso un'ordinanza di massima prudenza. Per un periodo di 15 giorni occorre lavare bene la frutta e mangiarla senza buccia. Bisogna evitare di mangiare carne, latticini e uova prodotti in loco ed evitare l'uso di mangimi e foraggi. Predisposta anche la pulizia speciale di strade e spazi aperti, pubblici e privati. Le misure coinvolgono i quartieri di Cruillas, Ceppe e Borgonuovo, il comune di Torretta e parte di quello di Capaci. Oggi è tutto per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.